La Procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del padovano Gianluca Benedetti, vittima della tragedia delle Maldive. La salma del 44enne, dopo l'arrivo a Malpensa nelle scorse ore, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo il rimpatrio, l'autopsia verrà eseguita anche sui corpi delle altre 4 vittime recuperati in questi 2 giorni dal team di speleosub finlandesi della Dan Europe. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Verranno acquisiti e analizzati i filmati della telecamera GoPro recuperata nella grotta e tutta l'attrezzatura utilizzata dalle 5 vittime per l'immersione nelle grotte. Secondo la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha organizzato la crociera scientifica, nessuno dei 5 sub aveva un brevetto full cave necessario per raggiungere le profondità dove sono stati ritrovati i corpi. La professoressa genovese Monica Montefalcone aveva anche una muta corta non adatta ad ambienti marini così profondi. L'ipotesi che si fa strada è che il gruppo possa essersi perso, forse a causa delle correnti. Nel video della Dan Europe le immagini finali dell'operazione di recupero dei corpi delle ultime 4 vittime. Nelle scorse ore sono stati recuperati dagli abissi i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddedino, e sono stati trasferiti a Malè in attesa del rimpatrio delle salme.